Amici di Gazzetta Regionale, siamo insieme al tecnico della Spes Montesagro Andrea Porzio al termine del primo turno dei playoff tra Spes Montesagro Grifone, vinto 5-0 dai rossoblù. Alla mister una sconfitta ovviamente amara, però nel primo tempo stavate reagendo al vantaggio appunto avversario, poi cosa credi che è successo? No, magari prendiamo un gol nel momento sbagliato, anche perché comunque abbiamo attaccato, abbiamo giocato forse bene, abbiamo giocato bene, mi dispiace perché abbiamo preso un gol su un errore nostro, purtroppo però è un episodio importante perché andando 2-0 giustamente poi l'altra squadra prende più fiducia, te vai ancora più sotto, nello stesso tempo si è anche infortunato il nostro portiere e questo fa un po' la differenza. Per il resto io penso che forse 5-0 è stato un po' troppo, sicuramente per quello che è stato dimostrato. Gli episodi in queste finali sono importantissimi, fa parte del gioco e andiamo avanti, speriamo il prossimo anno. Ecco Andrea, però comunque i complimenti vanno sia a te che ai ragazzi, perché anche oggi avete dimostrato un grande gioco corale, una buona costruzione al basso, un buon fraseggio. Io credo che poi alla fine questo sia importante, soprattutto per un gruppo di ragazzi che fanno un under 14. Sì, ma è quello che abbiamo fatto, è quello che abbiamo provato, è quello che proviamo, quello che cerchiamo di portare anche nella scuola calcio. Quindi era quello che noi volevamo fare, volevamo provare a giocare, nonostante peccato perché i ragazzi secondo me non hanno meritato sicuramente questa sconfitta o almeno così tanto, però ripeto, sono partite, fanno parte dello sport, tante partite le abbiamo vinte 1-0 magari meritando qualcosa in meno e altre magari le pareggi e le perdi meritando qualcosa in più, ma fa parte dello sport, lo accettiamo. Sicuramente rimane il percorso che abbiamo fatto noi, il percorso anche nostro dello staff, dei ragazzi, rimane tutto, non si cancella niente e chiaramente tanto, ripeto, sono finali, si vincono, si perde, ma l'importante è stato portarli a giocare una partita del genere, a un sacco di persone, è stata comunque un'esperienza molto positiva per noi quest'anno e ce lo teniamo. Grazie mille mister e in bocca al lupo per il futuro. Ok, ciao.